Buongiorno a tutti, calciomercato Napoli, Manna scatenato, ha già ottenuto il primo sì. Il Napoli è pronto a scatenarsi sul calciomercato in vista della prossima sessione estiva con il nostro direttore sportivo Manna che ha già strappato il sì di un calciatore che ora sogna l'azzurro. Prima di continuare vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, I Signori di Napoli, il canale dedicato a tutte le ultime news sul nostro Napoli. Allora, signori, il Napoli, come sapete, è pronto a fare mercato in questa estate in modo tale da convincere Antonio Conte a continuare il matrimonio in azzurro. La società è pronta a mettere a disposizione un grosso budget, circa 200 milioni, sin dalla prima finestra di calciomercato, che da questa stagione, vi ricordo, si aprirà dal 1 al 10 giugno, poi proseguiranno le solite. Il nostro allenatore però ha richieste molto importanti, con la voglia, insieme al nostro presidente De Laurentiis, di costruire un Napoli vincente e capace di affrontare al meglio le 4 competizioni che vedranno gli azzurri protagonisti. Le cessioni giocheranno un ruolo fondamentale, con gli occhi puntati sicuramente sul rientrante e poi partente Victor Osimhen. Dopo aver già messo in cassaforte il colpo Marianucci dall'Empoli, Manna non smette di sorprendere. In casa Napoli. Infatti il nostro direttore sportivo è alle prese con nuove trattative e una tra queste, signori, è più avanti rispetto ad altre. Come ci hanno riferito le nostre fonti che insomma arrivano, bazzicano, diciamo così, gli ambienti della prima squadra, Manna avrebbe già opzionato sulla parola un calciatore. Si tratta di Alvaro Montoro, fantasista del Vélez Sarsfield. Giovanissimo, classe 2007, ha già attirato l'attenzione dei top club europei, soprattutto provenienti dalla Premier League. Il Napoli è alla ricerca di un prospetto interessante in avanti da far crescere, anche grazie all'esperienza di Lukaku. Simeone invece potrebbe lasciare al termine di questa stagione e quindi un posto libero proprio in attacco sarebbe libero per Montoro, argentino. Il reparto offensivo del Napoli è pronto quindi a cambiamenti importanti. Alcuni calciatori, come vi ho appena detto, potrebbero lasciare, tra cui anche Ngonghe, e Conte quindi vuole una squadra forte e capace di poter ruotare facilmente. La prossima stagione quindi vedrà gli azzurri scendere in campo ogni 3 giorni e quindi servono alternative di assoluto valore. Vi ricordo anche che in avanti il Napoli sta trattando con insistenza Lucca dell'Udinese, per il quale i Pozzo continuano a chiedere una cifra piuttosto alta, ovvero 40 milioni di euro, mentre non tramonta assolutamente l'opzione per l'esterno del Feyenoord, Paixão, mattatore del Milan in questa Champions League. Dunque, signori, un Napoli che sta lavorando su più tavoli. Ditemi cosa ne pensate di Paixão e cosa ne pensate di Luca, se secondo voi sono giocatori da Napoli. Grazie per essere stati con noi.